Ok, buongiorno a tutti, buongiorno Chiesa. È un piacere essere qui questa mattina, questa domenica, un'occasione per lodare il Signore assieme, per conoscere la Sua parola. E io vi invito ad aprire le vostre Bibbie nel Vangelo di Matteo al capitolo 21. A un certo punto Gesù era a Gerusalemme e lui aveva appena seccato un fico, un episodio molto particolare del Vangelo, e gli apostoli gli hanno chiesto il perché, che cosa stesse accadendo. Gesù gliel'ha spiegato e alla fine di questa spiegazione Gesù ci dà una lezione molto importante sul tema di cui oggi parleremo, che è la preghiera. E Gesù dice ai suoi discepoli: tutte le cose che domanderete in preghiera, se avete fede, le otterrete. Ora, la preghiera è una cosa molto molto interessante, come vedremo, e per introdurre questo tema voglio condividere con voi un'esperienza che abbiamo appena avuto. Chiedo di mandare le slide, perché io e altri giovani della nostra chiesa siamo appena tornati da un evento nella città di Porto, in Portogallo. Molto bella, molto graziosa, l'unico problema erano gli incendi che c'erano lì in Portogallo, che hanno portato un bel po' di problemi, cielo rosso, varie anomalie. Per il resto è stato un evento davvero meraviglioso. Chiedo di mandare le slide. Ok, questo è il Global Youth Movement, il movimento della gioventù globale, in cui circa 4.000-5.000 giovani da tutto il mondo si sono riuniti. E quando senti persone parlare della loro piccola chiesa di 3.000 membri, capisci che ci sono realtà molto diverse in giro per il mondo. Come potete vedere abbiamo conosciuto tante persone da tantissime realtà, abbiamo conosciuto fratelli egiziani, fratelli dalle Filippine, dal Kenya, storie di fede pazzesche. Abbiamo avuto dei grandi momenti di prediche, dei momenti molto importanti, dei messaggi che sono stati portati. Chiedo la prossima slide. Questo è il capo di tutto, il pastor Dantas, che il pastor Caio ci ha ordinato di salutare. L'abbiamo salutato 4-5 volte in nome di pastor Caio. È stato fatto, lo prometto, ed è stata un'occasione molto benedetta. Chiedo di andare avanti, ci sono state molte prediche, non mi ricordo se hanno detto 27 o 28 prediche, comunque tantissimi predicatori. Abbiamo avuto anche 2 predicatori italiani e vari da tutto il mondo, dalla Svezia, dagli Stati Uniti, dal Brasile, e predicatori dall'Africa. Abbiamo avuto dei momenti di lode molto molto importanti. Sentire 5.000 giovani che esaltano il nome di Gesù è una sensazione meravigliosa. È meraviglioso rendersi conto che non siamo gli unici nel nostro sforzo, non siamo gli unici con le nostre difficoltà, non siamo gli unici con problemi nel ministero, con problemi nel matrimonio, problemi nella nostra vita spirituale, ma in tutto il mondo ci sono difficoltà, ci sono problemi. E perché ho voluto introdurre con questo? Perché questo evento è stato possibile perché c'è stata tanta preghiera. Il tema comune che ha unito tutte queste prediche è che è Dio a fare le cose. Noi diamo la disponibilità, sì, ma se Dio non benedice la cosa non avviene. Dio fa la sua volontà attraverso le persone, la Chiesa può solo dire sì Signore ti aiuterò a farla o no Signore non ti aiuterò a farla. E la preghiera è questo atteggiamento che Dio ci chiede, come vedremo dopo, in cui noi ci allineiamo a Dio, in cui noi ci arrendiamo a Dio e diciamo sia fatta la tua volontà. Tante persone hanno detto sia fatta la tua volontà e chiese da 10 membri sono diventate chiese da 250. Ci sono chiese che vanno avanti nella persecuzione. Ci sono posti in cui se ti trovano questa nella valigia vieni arrestato. C'è una chiesa in Egitto che ci parlavano, chiesa da migliaia di membri, con cordoni dell'esercito davanti per proteggere la chiesa. Ci sono storie davvero, davvero paurose e i fratelli te le raccontano con entusiasmo, con coraggio, perché loro hanno fede in Gesù Cristo, come ce l'abbiamo noi. E quando abbiamo questa fede è Gesù a guidarci, è Gesù a proteggerci. Ora vi invito ad alzarvi, perché abbiamo un momento di lode, un momento di adorazione. Noi per ora non siamo in 5.000, ma possiamo comunque levare una lode forte, una lode potente. Adesso il gruppo di lode ci guiderà, esaltiamo il nome di Gesù, abbracciamo il nostro fratello accanto a noi, ringraziamo Dio per la settimana che abbiamo avuto, per la settimana che avremo e prepariamoci alla parola che il Signore ci vuole dare. Lodiamo il tuo nome, Signore, perché abbiamo avuto l'opportunità di essere qui questa mattina. Scusate, già iniziando a piangere, così è.
Ma è meraviglioso perché il Signore ci dà. E la lode, l'adorazione è la risposta. È la risposta di una settimana piena della volontà del Signore nella nostra vita, piena della presenza del Signore nella nostra vita. E quindi se tu vuoi veramente avere questa comunione, avere questa voglia di lodare il Signore, cercalo durante la tua settimana. Cerca i fratelli, la presenza del Signore, la sua parola. Vedrai che la domenica dopo la tua lode fluirà come è giusto che sia, perché noi siamo nel luogo di adorazione. Il Signore ci chiama alla sua adorazione. Amen? Lodiamo il tuo nome, Signore, perché tu sei degno di ogni lode e di ogni onore. Lodiamo. Tu sei lo stesso da
Aleluia, teu nome, Senhor. E tu amor não sbaglia, Padre. Tu sei con noi, verso di noi, oh Pai. Tu ci guarda, Signore, ci consola e sei il nostro rifugio, nostro Dio che ha nel controllo tutte le cose. Noi ti lodiamo per questo. Ti lodiamo perché tutto è nel tuo controllo. Tu guidi la nostra vita, oh Padre, e per questo noi stiamo qui, per adorare il tuo nome, Signore.
mia fonte, la mia rocca, sei misericordia sotto le tue ali, Signore. Io mi nascondo, t'aspetto, perché so che tu ti prendi cura di me. Alleluia, Signore, il tuo nome, Padre. Grazie perché tu sei un Dio che prende cura di noi, un Dio che lavora mentre ancora noi dormiamo, Padre. E noi lodiamo il tuo nome, Signore, noi siamo qui, oh Padre, a ringraziarti, oh Padre, perché tu sei un Dio fedele, un Dio che ci protegge, un Dio che ci insegna ogni giorno, Padre. E noi non possiamo mai dimenticare che tu sei un Dio che è vivo, Padre, un Dio presente nelle nostre vite. E noi ti lodiamo sempre, sempre, sempre. Per sempre noi te lodiamo, Padre. La luna pianse, il sole si oscurò, il giorno in cui morì mio Salvatore, chiudato sulla croce. Sospiro, in cielo si voltò il figlio scese nelle tenebre, in guerra no per noi, sconfisse il male per l'eternità. L'ultimo
Cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, l'agnello è il vincitore. Cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, l'agnello è il vincitore. Insieme cantiamo alleluia. Per sempre vive il Senhor. Amém. Senhor grande, grande la tua fedeltà per me. Senhor, Dio di Abramo, tu sei Dio che compierà e ogni patto manterrà. Più volte ancora tu lo dimostrerai, quel che dice tu farai, nonostante le mie difficoltà future. Il mondo passerà, ma la tua parola ferma rimarrà. La tua storia testimonierà che Lui non sei verità. Nonostante le mie difficoltà, fermo resterò ed imparerà questo cuore a confidare.
Anche quando il sole tramonterà, io ti adorerò. Grande è la tua fedeltà per me. Grande tu sei, Signore. Grande è la tua fedeltà, sei un Dio vivo che per sempre regnerà, Signore. E la tua bontà e la tua misericordia si rinnovano ogni giorno nelle nostre vite. E laddove noi abbiamo problemi, Signore, dove abbiamo provazioni, la tua parola dice che non ci dà mai, Signore, il più in là di quello che noi possiamo sopportare. E noi ci fidiamo delle tue promesse, Signore. Ci fidiamo delle tue benedizioni, oh Padre, che vengono di generazione a generazione, Signore. Signore, veglia sui nostri figli, oh Padre. E il tuo Spirito Santo parli, Signore, a ogni cuore questa mattina, Signore. Che la trasformazione possa essere fatta già da adesso, Signore, nei nostri cuori. E che noi possiamo avere una settimana meravigliosa, Signore, con la sete di cercare la tua parola, con la sete, Signore, la voglia, Signore, di stare in comunione con i fratelli. E non di venire solo di domenica qua a sederci, Signore, ma di essere una chiesa viva, che prega, Signore, e che cerca la tua faccia, oh Padre. Grazie, Signore, per tutto ciò che fai nelle nostre vite. Grazie perché tu sei un Dio buono, un Dio che è con noi, oh Padre. E noi vogliamo sentire ogni giorno la tua presenza ancora più forte nelle nostre vite, Padre. Prendi cura di noi. Noi siamo tuoi, Signore. Usaci, Signore, come strumenti, Signore, come quel vaso, Signore, che è disfatto, Signore, ma che tu riprendi, rifà di nuovo, oh Padre. Lodiamo il tuo nome, Signore. Benedici, Signore, il predicatore, Signore, che tu possa, Signore, col tuo Spirito Santo, Signore, usare affinché le nostre vite, Signore, possano essere edificate questa mattina tramite la tua parola. Lodiamo il tuo nome, in nome di Gesù. Amen e amen. Amen. Potete sedervi. Ok. Chi crede un Dio potente in questa stanza? Chi è che crede in un Dio potente, in un Dio che salva? Chi crede in un Dio che fa miracoli, in un Dio che risorge i morti, in un Dio che prende una chiesa vuota e la fa piena, prende un paese in guerra e lo porta in pace? Chi crede in questo Dio? Chi crede che Gesù ha sconfitto la morte, che è risorto, che è sceso al cielo e che adesso è con il Padre e intercede per noi e ci benedice, protegge e tiene unita la sua Chiesa? Chi crede in questo? Quindi noi crediamo in un Dio potente, amen. Crediamo in un Dio che fa i miracoli. E oggi quello di cui voglio parlare, quello che Dio mi ha messo nel cuore di parlare, dopo mesi che io mi ero allontanato dal servizio a Dio, che io avevo i miei problemi, ho avuto una brutta litigata con Dio e ho detto no, questa cosa che tu mi chiedi io non la voglio fare, io non la farò. Dio mi ha parlato con molta pazienza, con molta calma al mio cuore. Non so chi in questa stanza si sente magari lontano da Dio, sente che sta dicendo di no a qualcosa che Dio gli chiede, a un cambiamento in un'area, a una scelta. Magari qualcuno di voi, qualcuno di noi sta guardando Dio dritto negli occhi e gli sta dicendo Signore, io non farò quello che tu mi chiedi. E Dio è paziente, Dio aspetta. E nel momento in cui noi capiamo che siamo sulla strada sbagliata e torniamo da Lui, Lui ci dice bentornato figlio, bentornata figlia. Noi ci facciamo i nostri problemi, diciamo no, Dio non mi riprenderà mai dopo questo errore. E Dio ci dice bentornato figlio, torna nella casa del Padre. Quanto grande è il nostro Dio, quanto meraviglioso è il nostro Dio. E visto che questa predica si parla della preghiera,
Inizierei proprio con una preghiera in cui vogliamo sintonizzarci con Dio, metterci in ginocchio, metterci a fianco a Gesù e pregare con Lui, pregare che il nostro cuore sia aperto, pregare che la Sua parola scenda su di noi e che cambi la nostra vita. Preghiamo insieme. Signore Gesù, grande è la tua fedeltà per noi. Tu sei fedele alla tua Chiesa ogni giorno. Ti prendi cura di noi ogni giorno e noi ti siamo grati per questo. Signore Gesù, questa è la tua parola e ti prego che possa scendere nei nostri cuori. Spirito Santo di Dio, ti prego che tu sia qui in questa Chiesa, che tu ci possa spiegare questa scrittura, che tu ci possa stampare queste parole nei nostri cuori, nelle nostre menti, che noi non possiamo dimenticarle mai. Dio Padre, proteggi questa Chiesa, Signore, mantienila unita. Questo è quello che ti chiediamo nel nome di Gesù. Amen. La preghiera è una delle attitudini più importanti della vita cristiana. È così importante che Gesù per primo l'ha spiegata in vari modi diversi ai suoi apostoli, così come oggi la spiega a noi. E vorrei iniziare da uno dei passaggi più famosi in cui spiega la preghiera, dal Vangelo di Matteo, capitolo 6, dal versetto 5. Se avete la Bibbia cartacea, apritela, che è sempre sano sapersi muovere su una Bibbia cartacea, la proiezione ci aiuta. E vediamo, questa è una preghiera famosissima. So che alcuni di noi la evitano perché ci sembra troppo codificata, troppo rigida, ma voglio partire da questa preghiera. Il Signore mi ha fatto partire da questa preghiera perché sono le parole che Gesù ci dà e sono parole di una ricchezza infinita. Leggiamo insieme. Gesù dice: quando pregate non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolge la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà ricompensa. Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno, prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, anche in terra come è fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Credete in questo? Credi in questo? Credi che Dio sappia di che cosa hai bisogno? Quando noi vediamo Gesù che parla con i suoi apostoli, che sta insieme a loro lo osservano, gli apostoli continuano a stare insieme a Gesù e a un certo punto, vedendo la sua vita di preghiera, loro gli dicono: Signore, anche noi, fa pregare anche noi in questo modo. E Gesù sceglie come primo grande insegnamento sulla preghiera ai suoi apostoli di trasmettergli quello che è diventato famoso come il Padre nostro. Una preghiera millenaria da sempre, sappiamo che viene recitata in tutte le chiese, ed è una preghiera asciutta, compatta e minimalista, in cui Gesù tiene il minimo indispensabile, i punti più importanti di quello che deve essere la nostra preghiera. E quindi noi vediamo che la prima cosa che fa il Padre nostro è proprio iniziare con Padre nostro. Noi riconosciamo che Dio è Padre. Dio è il nostro Padre. Questo ha sia un legame affettivo molto importante, perché il papà è una figura importante, una figura che ci protegge, che ci ama, ma allo stesso tempo evidenzia anche una certa verticalità. Dio non è un nostro pari, la sua opinione non conta come la nostra, Lui è sopra noi, Lui è il nostro creatore. E una cosa che viene detta spesso è che è un consiglio che do a chi è genitore, è abbastanza banale quello che sto per dire. A chi non è genitore vi consiglio di passare ogni tanto nella scuola domenicale o in un campeggio dei bambini o in un luogo dove ci sono bambini e vedere come i bambini si comportano, perché Dio ci dice: siate come bambini. I bambini si fidano. Mi ricordo che in scuola domenicale stavo facendo un esempio: quale genitore ha mai dato topi morti da mangiare per cena? Genitori, chi ha messo topi morti nel ragù qua? Mai? Nessuno? Molto bene. Noi ci fidiamo di Dio perché andiamo da Lui come bambini che si fidano dei genitori.
E questo è molto, molto importante. Quando noi viviamo la nostra vita spirituale dobbiamo tornare bambini. Di nuovo, andate in un posto dove ci sono tanti bambini e prendete esempio da come loro si comportano, da come loro guardano e si affidano ai genitori. La seconda cosa che si fa nel Padre Nostro è santificare il nome di Dio. Ed è quello che abbiamo appena fatto, no? Abbiamo esaltato il nome di Dio, abbiamo esaltato il nome di Gesù, perché Lui merita di essere esaltato, Lui merita la nostra lode, giusto? Merita che noi cantiamo Santo, Santo, grande sei Signore. Questo è quello che merita il nostro Signore. E la terza cosa è invocare la venuta del regno di Dio. Venga il tuo regno, perché alle volte noi preghiamo, ma ci concentriamo su questo mondo qui. Preghiamo per la macchina, preghiamo per i nostri figli, preghiamo per il lavoro, per i soldi, eccetera, eccetera, eccetera. Ma quando noi diciamo venga il tuo regno, noi mettiamo gli occhi lassù, guardiamo verso il paradiso, ci ricordiamo che è il regno di Dio quello che conta. Il regno di Dio che trasforma questo mondo, l'opera di Dio che va avanti su questa terra e che noi dobbiamo mandare avanti. E noi dobbiamo pregare Dio affinché Lui continui a mandare avanti il suo regno con i suoi missionari, con i suoi pastori, con tutti noi che siamo chiamati ad espandere il regno. La quarta cosa, una delle più delicate, è mettere la volontà di Dio al di sopra della nostra. Non so voi, ma questo è uno dei punti su cui litigo più spesso con Dio e penso che sia uno di quelli con cui litighiamo di più, in cui noi diciamo no Signore, questa è la mia volontà, questo è quello che io desidero e a volte desideriamo cose che non possiamo desiderare, cose che Dio ci dice non sono buone. Di nuovo, siamo bambini. Quale dei vostri figli qua, avendo la possibilità, mangerebbe gelato e cioccolata ogni pasto, ogni singolo pasto? Mangerebbe solo quello. Quale dei vostri figli berrebbe solo e unicamente Coca-Cola? Parlo anche agli adolescenti qua. Quindi noi siamo come bambini, prendiamo cose che non sono buone per noi e diciamo ah Signore la voglio, e come il genitore, il nostro papà ci deve dire guarda che questa cosa ti fa male e noi piangiamo come bambini. Ma è molto importante che noi allineiamo la nostra volontà a quella di Dio. È questo che fa la preghiera, è questo che fa leggere la parola. Noi entriamo in sintonia con la volontà di Dio, non perché Lui cambia idea e diventa d'accordo con noi, ma perché siamo noi a trasformare la nostra idea e allinearla alla sua. In 1 Giovanni 5, versetti 14 e 15, l'Apostolo ci spiega che se noi domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, la volontà di Dio, Egli ci esaudisce. Se sappiamo che Egli ci esaudisce in ciò che gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chieste. È molto interessante perché una delle critiche che gli atei rivolgono ai cristiani, ne stavo ragionando ieri, è che noi facciamo come i ludopatici. Noi non contiamo le volte che perdiamo, dicono. È chiaro che per te Dio è buono, è saggio, perché tu non conti le volte in cui non risponde alle tue preghiere. E io mi sono fatto la domanda, immagina che Dio fosse una sorta di genio della lampada, che fa tutto quello che vuoi esattamente quando lo vuoi. Penso che il mondo cesserebbe di esistere nel giro di 15 secondi. Perché anche solo io, nei miei momenti di rabbia, Signore, basta, questa persona cancellala, non la voglio più vedere, puff! Quella persona si cancella. È un potere che noi esseri umani non possiamo avere perché noi abbiamo un cuore malvagio. Per quello Dio tante volte non ci accontenta, perché Lui sa che noi chiediamo cose che non sono buone, mentre quello che Lui ha in mente per noi è molto buono. Amen. E la quinta cosa che viene chiesta nel Padre Nostro è che Dio provveda alle nostre necessità materiali. È interessante questo perché io ho un lavoro, porto io a casa i soldi, io ho comprato quella macchina, io ho comprato quella casa, perfetto. Tutti noi abbiamo avuto quei momenti in cui Dio dà una piccola scossetta alla nostra vita, non serve tanto, a volte una perdita del lavoro, un parente che sta male, bisogna aiutarlo, una lavatrice che si rompe, una macchina che non si avvia alle 8-10 della mattina, vedo qualche sorriso un po' tirato qua, quindi sono cose che sono accadute. E improvvisamente tutto il grande, potente controllo che noi abbiamo sulla nostra vita finisce nel momento in cui giriamo la chiave e non succede niente. Lì ci ricordiamo, Signore,
provvedi per me, fa avviare questa macchina. Tutte le cose vengono da Dio. Io lavoro perché Dio mi dà le capacità. Se io perdo la vista oggi, perdo il lavoro, non riesco più a lavorare con un computer. Questa è quella normalità per tutti noi. Se perdiamo una mano, una gamba, se ci facciamo male in qualche modo, se viene una malattia, finiscono i soldi, non riusciamo a mangiare. È Dio che provvede per noi il cibo che mettiamo sul piatto, i soldi che noi abbiamo in tasca, il condizionatore, la macchina, tutto quello che potete pensare, tutti sono doni da Dio. Come Lui li ha dati, così può toglierli. Dobbiamo sempre essere grati, sempre chiedere a Dio di continuare a provvedere per noi. E Lui è fedele e continua a provvedere. La sesta cosa che viene chiesta è il perdono di Dio. Chi qua è perfetto? Chi qua non sbaglia mai? Alle volte noi ci chiudiamo in questa aura di perfezione. Il cristiano deve essere perfetto, il cristiano non sbaglia, il cristiano deve essere assolutamente a prova di errore e tutto quello che fa deve fare bene. Parti così, 15 secondi hai già peccato. Perché se non pecchi di nulla, pecchi di orgoglio dicendo io non pecco, gli altri sì. Quindi non ne scappiamo, siamo sempre portati a peccare. E persino io. Tempo fa nella Chiesa primitiva si discuteva, ma il predicatore della parola deve essere perfetto e senza peccati. Perfetto, smettiamo di predicare, buttiamo via il Vangelo perché tanto nessuno è degno di parlare di quel Vangelo. Noi siamo tutti imperfetti, ma chi è che ci rende degni di parlare? Gesù Cristo. Chi è che ci rende abbastanza santi da poter elevare una lode a Lui? Gesù Cristo. Chi è che ci rende degni di parlare ai bambini, di parlare alle persone di Cristo? Gesù Cristo. Di nuovo, siamo bambini, dipendiamo da Lui in tutte le cose e dobbiamo sempre, sempre ricordare di dire i nostri peccati. Il peccato nascosto, il peccato è come una malattia. Se tu nascondi una malattia, se il medico ti fa una diagnosi, la cartocci e la butti nella carta, quella malattia non guarirà, ti ucciderà, prenderà sempre più piede, la malattia è come un tumore, il peccato è come un tumore. Se lasciato da solo, lasciato ad agire, corromperà tutta la tua vita, si estenderà peccato dopo peccato fino a portarti alla morte. Ma quando il peccato viene rivelato, viene messo alla luce, diventa più piccolo, la vergogna scompare, perché è Gesù che prende quella colpa, la prende su di sé e col tuo sangue ti pulisce. Ma il mio peccato è vergognoso. Ragazzi, Pietro ha rinnegato Gesù. Paolo ha ucciso cristiani, tutti noi abbiamo fatto cose orribili, ma quello che Dio ci chiede è: vieni alla mia presenza, confessa il tuo peccato e ravvediti. Immaginate una chiesa in cui tutti si confessano ogni singolo sbaglio che fanno. Fratello, ho pensato male di te, ho criticato la tua lode, ho criticato il tuo modo di vestire, ho invidiato tua moglie. Pensa se confessassimo tutte queste cose. Se avessimo la libertà e la pace di dire ai nostri fratelli: ti chiedo perdono perché ho sbagliato verso di te e chiedo perdono a Dio per quello che ho fatto. Il ravvedimento porta guarigione. È una chiesa che è in ginocchio a chiedere scusa, è una chiesa che viene costantemente guarita, è una chiesa sana, una chiesa in cui il peccato non viene nascosto dietro una tenda ma viene messo alla luce e Dio se ne occupa. La settima cosa che Dio chiede, che Gesù ci insegna a dire nel Padre Nostro, è la protezione dalle tentazioni. Ma no, ma ce la faccio. Il classico esempio è dei due adolescenti che si mettono nella macchina la sera da soli. No, tranquilli, non succede niente, ci diamo 2 bacini. 6 mesi dopo hanno un test in mano che dice che non erano solo 2 bacini. È un problema. Ci sono peccati che noi cadiamo con l'arroganza del no, non farò questa cosa. Guarda, il mio fratello è caduto nel criticare sua moglie. Io non la criticherò mai, mia moglie. Io non dirò mai una bugia. Quella non conta, era una bugia bianca. Io non sarò mai pigro come questi adolescenti in chiesa che non fanno niente. Sì, passo metà della mia giornata lavorativa a giocare a solitario, ma perché non c'è niente da fare. Non sono io pigro. Noi dobbiamo chiedere a Dio di proteggerci dalle tentazioni, perché ogni volta noi ci mettiamo accanto ad una tentazione, pensiamo: no, sono cristiano da 40 anni, vuoi che cade in una cosa così stupida? E puntualmente cadiamo in una cosa così stupida. Noi giovani sappiamo questo molto bene, ma sono sicuro che anche i cristiani un po' più esperti possono dire che tante volte abbiamo detto: no, questo peccato lo conosco bene, non ci cadrò mai più, e puntualmente cadiamo. Dobbiamo chiedere: Dio,
proteggimi dalle tentazioni, proteggimi dal peccato, perché io da solo sono come un bambino a cui offrono una caramella, io dirò di sì. E io vi invito ad usare il Padre Nostro nelle vostre preghiere, a pensarlo bene, non a ripeterlo come se fosse una formula magica. Non ci sono formule magiche nel cristianesimo, ma ragionare molto attentamente alle parole che ci vengono dette, che noi diciamo a Dio. L'altra cosa che voglio spiegare sulla preghiera è attraverso una parabola di Cristo, è la famosa parabola del fariseo e del pubblicano. Due modi molto diversi di pregare, la conosciamo tutti. Il fariseo va nel tempio, si mette bello alto, vestito bene, dice: ah Signore, ti ringrazio che io non sono come questi disgustosi peccatori, ma io sono santo, buono e bello. Invece il peccatore va in ginocchio nel suo angolino, nel buio, a dire: oh Dio, abbi pietà di me peccatore. Chi dei due sarà giustificato? Chi dei due sarà perdonato? Quello che si alza orgoglioso o quello che prega in umiltà e in silenzio? La preghiera è un momento intimo con Dio, è una condivisione, di nuovo, non è una formula magica. Non stai parlando con un muro, non stai riflettendo con te stesso, non è un momento di meditazione, è una conversazione con qualcuno che esiste. Credi che Dio esiste o parli con un muro? E la cosa che ci tengo a dire, che è molto importante a dire: ah, ma io non sento niente mentre prego, io non sento niente durante la lode, non sento niente durante la parola. Quello che ti voglio dire: Dio non è le tue sensazioni e le tue sensazioni non sono Dio. Pensi che un Dio potente si fermi al fatto che tu non lo senti, che tu non senti nulla nel tuo cuore? Forse c'è qualcosa che non va, qualcosa da confessare, qualcosa che non funziona, certo, o magari semplicemente non senti. Nella preghiera dillo: Signore, io non ti sento, Signore, io ti voglio sentire, perché il Signore ti ascolta. La parola di Dio ci dice che ci sono alcune preghiere e alcune situazioni in cui Dio si rifiuta di ascoltare la nostra preghiera. Quando il nostro cuore è empio, è innamorato del peccato, quando siamo immersi nel peccato, Dio non ascolta la nostra preghiera. O quando noi preghiamo per egoismo: Signore, ti prego, brucia l'auto di fronte a me che mi sta facendo rallentare al lavoro. Avete mai bruciato un'auto con questo modo? No, perché Dio non ascolta una preghiera così egoista, così malvagia. Quando noi siamo arroganti, quando noi dubitiamo che Dio possa darci quello che chiediamo, Dio non ci ascolta in quei casi. Ma quando noi ci presentiamo a Dio con un cuore affranto, con il desiderio di essere giustificati, resi giusti da Dio, e riconoscendo che noi abbiamo bisogno di grazia, Dio ci ascolta con gioia. Prima lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 12, in cui l'Apostolo scrive: perché gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alle loro preghiere, ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. E ricordatevi che nella Bibbia, quando è scritto giusti, si legge giustificati. Non c'è nessuno giusto, Dio ci rende giusti. Amen? Questo è molto importante. Noi dobbiamo cercare Dio con umiltà e la nostra preghiera deve avere fede. In Ebrei 11,6 viene scritto che or senza fede è impossibile piacere a Dio, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Bello, meraviglioso. Ah, vado con fede a Dio. Problema. Io mi fermo di fronte al mio problema e riconosco che non ho fede. Guardo il mio problema e dico: Gesù, io non credo che tu possa risolverlo. Vi è mai capitato di guardare un problema e di dire: Signore, io non penso che tu questa volta ce la farai? A me è capitato. E cosa facciamo in quel caso? Basta, finita, ci arrendiamo per sempre? No, perché anche la nostra fede viene da Dio. Noi siamo molto bravi come esseri umani, siamo magici, noi chiediamo: la salvezza non è per opere, la salvezza è per fede. Perfetto, check teologico, siamo protestanti, noi crediamo in questa cosa qua. Poi prendiamo la fede e come per magia la rendiamo un'opera, perché mettiamo un metro alla nostra fede, iniziamo a misurare: io ho più fede del fratello, io ho più fede di quell'altro, non ho abbastanza fede per sbloccare questo livello di miracoli, come un videogioco, una visione assurda della realtà, in cui noi rendiamo la fede uno sforzo che noi facciamo per avere i miracoli di Dio. A questo punto torniamo ai sacrifici di animali.
è virtualmente la stessa cosa. Quindi che cosa facciamo quando noi non abbiamo abbastanza fede? Riconosciamo: Dio, questa cosa è troppo grande per me, non riesco a credere in te. La risposta ce la dà sempre Dio. In uno dei Vangeli c'è Gesù che doveva guarire una ragazzina, stava camminando in giro, un padre gli viene a chiedere di guarire questa bambina che stava male. Il padre dice: se puoi fare qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. E Gesù gli disse: dici, se puoi, ogni cosa è possibile per chi crede. E il padre del bambino cos'è che esclama? Io vi invito a mettervi questa frase nel cuore, perché questo è quello che ci dice il Signore. Il padre del bambino esclamò: io credo, vieni in aiuto alla mia incredulità. Io credo, vieni in aiuto alla mia incredulità. Signore, io credo che tu ci sei, ma non credo che tu guarirai mia madre. Signore, io credo che tu ci sei, ma non credo che tu convertirai mio figlio. Io non credo che tu sistemerai la mia situazione finanziaria, Signore. Io non credo che tu riuscirai a guarire il mio matrimonio. Quante volte abbiamo pensato questo? Quante volte abbiamo detto: Signore, questa situazione è più grande di te e tu non riuscirai a risolverla. E quello che il Signore ci dice è di dirgli: Signore, io credo in te, io so che esisti, so che puoi agire, vieni incontro alla mia incredulità. Dammi la fede per credere che tu possa agire in questa situazione, perché la fede viene da Lui. Signore, dammi la fede per credere che tu salverai mio figlio. Dammi la fede per credere che tu guarirai il mio matrimonio. Dammi la fede per credere che tu ti prenderai cura delle mie finanze e di me. Questo è quello che Gesù ci chiede. In tutti i problemi noi dobbiamo tornare a Lui. Noi dobbiamo tornare a Lui, se no trasformeremo la nostra mancanza di fede in un'opera e cercheremo di soddisfare Dio, di fare di più per sbloccare più fede. La fede non è una merce, è un dono. La fede è un dono, chiediamola a Dio e Dio ci dà la fede. Questo è quello che ci insegna il Signore. E quindi noi vediamo che la preghiera è un atto di umiliazione, è tornare bambini, è mettersi in ginocchio, in silenzio, ammettere: Signore, io non ce la faccio, ho bisogno di te. Se tu non agirai, io sono nei guai. Se tu non agirai, io perderò il lavoro. Se tu non agirai, io divorzierò. Se tu non agirai, mio figlio andrà all'inferno. Se tu non agirai, tutto andrà male. Quante situazioni così viviamo? E noi abbiamo dei momenti in cui Dio dà la guarigione, Dio dà la risposta, Dio dà la soluzione e noi ci rinvigoriamo: il Signore ha agito, grande, è stato fedele, e abbiamo questo momento di innalzamento spirituale. Ma alle volte noi abbiamo problemi che continuano. Signore, guarisci questa persona e la persona non guarisce. Signore, aiutami con la mia situazione al lavoro e la situazione lavorativa non cambia. Signore, toglimi questa persecuzione, ma la persecuzione resta. Io sono sicuro che tutti qui abbiamo una situazione dolorosa nel cuore. So che nelle vostre famiglie ci sono situazioni di malattie, di morti, di divorzi, perdite di lavoro. Ci sono situazioni di povertà, di depressione, di ansia. Ci sono situazioni che ci fanno abbassare lo sguardo quando ci pensiamo, situazioni che diciamo: quella lì da anni, ormai ci ho fatto il callo, è parte della vita. E tante volte noi ci scoraggiamo. Lo so che è così anche per voi, perché è così anche per me. So che ognuno di noi ha almeno una preghiera che ha smesso di fare al Signore. Una preghiera in cui ha detto: tanto non lo fai, tanto non agirai, tanto non lo vuoi fare, non è quello che vuoi fare. Dio sa che noi ci scoraggiamo, Lui ci conosce perfettamente e Lui ci chiama alla perseveranza. Ci sono 2 parabole nel Vangelo di Luca, che vedrò molto velocemente, in cui Dio ci parla di 2 situazioni diverse ma simili. C'è una parabola di un uomo che riceve un amico nel cuore della notte, un ospite. Quest'uomo va da un amico nel cuore della notte, gli bussa e gli dice: dammi del pane perché ho un ospite. L'amico gli dice: stai scherzando, è piena notte, non posso. Ma per l'importunità, la perseveranza di quest'uomo, l'amico è costretto a scendere e a dargli i pani.
E questo ci insegna Gesù, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. L'altra parabola, è quella della vedova e del giudice ingiusto, una parabola che io amo molto, perché questo è un giudice ingiusto. La Bibbia ci dice che questo è un uomo malvagio, un uomo che non teme Dio, un uomo che non gliene frega nulla di nessuno. E la donna continua ad andare da lui e dirgli: fammi giustizia sul mio avversario. E al giudice non gliene frega niente, perché questa è una vedova, una poraccia, non lo può corrompere, non gli può dare niente. Però a un certo punto lui dice: ok, anche se io sono malvagio e non rispetto Dio e non rispetto questa donna, io l'ascolterò perché mi sta spaccando la testa, perché non ce la faccio più. E Gesù ci chiede: Dio non renderà dunque giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a Lui? Gridi giorno e notte al Signore per le tue situazioni. Questo è quello che il Signore ci insegna nella sua parola. La perseveranza è la chiave. Dio ascolta, Dio sente le nostre preghiere, ma permette delle situazioni, perché a volte noi abbiamo delle lezioni da imparare, perché a volte non è il momento giusto. E Lui ci dà degli strumenti per perseverare. Noi dobbiamo perseverare, dobbiamo continuare nelle nostre preghiere. L'uomo e la vedova vengono ascoltati, vengono accontentati perché hanno continuato a battere, hanno continuato ad assillare. E il Signore dice: assillatemi, continuate, battete, insistete, rompetemi la testa. Sappiamo che Dio è paziente, quindi dobbiamo fare come i bambini. I bambini che vogliono qualcosa, vi tirano i pantaloni, vi tirano la maglia, iniziano a piangere: dammi, papà, comprami questa cosa, mamma, comprami questo cibo, lo voglio. No, non adesso, dai, lo voglio. Come i bambini, ripeto, impariamo dai nostri figli, impariamo dai nostri bambini, che a volte sono molto più saggi di noi. E quindi la nostra preghiera ha efficacia. Questo è quello che ci dice la parola. La preghiera del giusto ha molta efficacia. E tu sei giusto perché sei giustificato da Gesù. Amen. Abbiamo una chiesa attorno a noi. Non sei da solo. Guardatevi gli uni gli altri. Guardate la persona alla vostra destra, alla vostra sinistra, quella dietro di voi. Questa persona sa pregare. Vi farò una rivelazione sconvolgente. Anche questa persona sa come si prega. Se non glielo sa, glielo puoi spiegare. E tu puoi pregare con questa persona. Hai questo malessere nel tuo cuore, questa situazione per cui hai mollato, hai bisogno di perseveranza, chiedi alle persone di pregare per te, di pregare con te. Come ha detto un pastore che veniva dal Kenya a Jimporto, l'evento a cui siamo stati, è stato meraviglioso quando una persona, lui dice: chiede una preghiera e tu rispondi con l'emoji delle manine giunte. E lui, con il modo africano di fare: in che senso con l'emoji? Chiama quel fratello e digli: sto venendo da te per pregare con te. Siamo una chiesa, quante volte ci ritroviamo a pregare da soli? Quante volte il diavolo ci convince che siamo soli? E il diavolo dice la verità o dice le bugie? Il diavolo mente. Noi abbiamo Dio, abbiamo i nostri fratelli, pregate per i vostri fratelli. Satana vi vuole zitti, Satana vi vuole senza fede, vuole che voi pensiate che quella battaglia sia insuperabile, perché sa che se Dio combatte quella battaglia per te, Dio la vincerà quella battaglia. Satana sa che se Dio scende in campo, per lui è finita. Per quello non vuole che tu chiami i rinforzi, perché tu da solo contro Satana perdi, ma se tu chiami i rinforzi, Satana è finito. La preghiera del giusto ha molta efficacia. La perseveranza è quella che ci guida attraverso i silenzi di Dio in cui noi cresciamo. E quindi, per concludere questa predica, Gesù ci insegna a pregare. E come ho detto all'inizio, gli apostoli hanno chiesto a Gesù come si pregava dopo che l'avevano visto pregare, quando lui andava a pregare. E Gesù, se leggete i Vangeli, pregava costantemente. Prima di scegliere gli apostoli, Gesù ha passato una notte a pregare. Prima dei suoi miracoli più grandi, più famosi, Gesù stava in veglia, in preghiera, si isolava per pregare. Che cosa ha fatto Gesù nel Getsemani prima di andare sulla croce? Ha pregato finché il sudore non gli è diventato sangue. Questo è Dio figlio, questo è Dio che prega, è Dio che ci insegna a pregare. Se Lui prega così tanto,
a maggior ragione noi. Paolo ci dice: siate miei imitatori come io sono imitatore di Cristo. Imitiamo Paolo, imitiamo Cristo, preghiamo costantemente. Nel momento del Getsemani Gesù torna dai suoi apostoli affranto, spaventato, triste, ha detto: non siete stati in grado di vegliare nemmeno un'ora. Preghiamo, fratelli, continuiamo a pregare per la nostra Chiesa, per noi stessi, per le chiese di tutto il mondo, i nostri figli. Preghiamo con i nostri figli. Anche questo, una sorella africana che ha detto: voi pregate con i vostri figli o pregate per i vostri figli? Vi mettete insieme a loro a dire preghiamo? Vi mettete con vostra moglie, con vostro marito, col vostro ragazzo, la vostra ragazza, con i vostri amici a dire preghiamo insieme? Insieme. Questo è il segreto. Perseveriamo nella preghiera, preghiamo con umiltà, seguiamo il Padre nostro, riconosciamo che siamo bambini. Magari avete dei lavori importanti, degli incarichi importanti, dei ministeri importanti, ma sei un bambino di fronte a Dio. Questo è quello che è importante. Dobbiamo ravvederci, riconoscere i nostri sbagli, mettere da parte l'orgoglio, tornare bambini e dipendere da Dio. Questo è quello che Lui ci chiama a fare con il Padre nostro. Preghiamo insieme per concludere. Signore, io ti ringrazio per questa parola che tu hai portato oggi. Ti ringrazio, Signore, perché tu ci insegni una dipendenza totale da te. Signore, questa stanza è piena di dolore e tu lo sai. Ti chiedo di guardare i cuori di ognuno di noi e di vedere tutte le brutte situazioni che viviamo, i dolori, le famiglie spaccate. Probabilmente, Signore, ci sono matrimoni che sono in rottura qui dentro, figli che non parlano con i genitori, malattie che non vengono guarite da anni, lavori che rischiano di essere perduti, famiglie che sono a una bolletta non pagata dalla povertà, Signore. E in tutte queste situazioni tu ti prendi cura. Non c'è un giorno nella storia umana in cui tu non ti sei preso cura dei tuoi figli, Signore. Signore, io ti prego, insegna a questa Chiesa ad inginocchiarsi di fronte a te. Insegna a questa Chiesa a cercarti con tutto il suo cuore. La parola dice: mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Ti prego, Signore, insegnaci a pregare. Come gli apostoli noi ci mettiamo accanto a te, Gesù, insegnaci a pregare, a dipendere da te. Ora io vi chiedo tutti di mantenere gli occhi chiusi. E quello che vi chiedo è: se tu senti che Dio ti sta chiamando a stringere un rapporto con Lui, a cercarlo nella preghiera di più, ad avere un rapporto di bambino con il Padre, io ti invito lì nel tuo posto a metterti in ginocchio, sempre con gli occhi chiusi, non serve tenere gli occhi aperti. Invito chi vuole riconsacrarsi a Dio, chi vuole cercare Dio con tutto il suo cuore, chi ammette che non ce la fa, che i suoi problemi sembrano troppo grandi per essere risolti, ti invito a metterti in ginocchio lì dove sei. Perché quando siamo in ginocchio noi siamo vulnerabili, noi siamo deboli, noi dichiariamo: Dio, io sono ai tuoi piedi, senza di te io sono finito. Se lo desideri, mettiti in ginocchio e continuiamo la nostra preghiera. Signore, io ti voglio ringraziare per questo momento, ti voglio ringraziare per questa parola che tu ci hai portato, per gli insegnamenti che tu ci dai sulla tua preghiera, Padre, su come pregare a te. Signore, io ti chiedo di guardare a questa Chiesa, ai miei fratelli che si sono inginocchiati, ai fratelli che sono rimasti seduti. Ti prego, Signore, di toccare i cuori di ognuno di noi, che questo possa essere un momento di consacrazione, un momento in cui ognuno di noi dichiara: Signore, ho bisogno di te. Signore, io ho bisogno di te. Gesù Cristo, tu sei il Signore della mia vita, tu sei il mio Re. Senza di te io non posso fare nulla. Io sono un bambino
sulle tue gambe, Signore, e tu ti prendi cura di me. E io ti ringrazio, Signore, perché non è la mia preghiera, non è l'impegno che ci metto, non è la quantità di fede che io ho, ma è la tua grazia, Signore. È solo per la tua grazia, è tutto per la tua grazia. E io ti ringrazio e ti lodo, Signore, perché per la tua grazia tu agirai nella mia famiglia. Per la tua grazia tu agirai nel mio matrimonio, agirai con i miei figli, Signore. Per la tua grazia tu agirai nel mio lavoro. Per la tua grazia tu agirai nella mia testimonianza. Tu agirai nelle malattie, Signore. Tu agirai nella disperazione, nella depressione. Tu agirai nell'ansia, perché tu sei più potente di tutte queste cose. Perché tu sei più grande del demonio, tu sei più grande del mondo e tu sei più grande della mia carne. E io voglio mettermi in ginocchio di fronte a te, perché senza di te io perdo. Ma in tutte queste cose io sono più che vincitore in virtù di colui che mi ha amato. Signore, ti affido questa chiesa, ti affido la mia vita, ti affido i miei fratelli, perché tu sei un Dio buono, tu sei un Dio fedele e tu non manchi mai nelle tue promesse. Grazie, Signore Gesù. Amen. Ora, mentre il gruppo di lode sale qui sul palco, io ti invito ad abbracciare il tuo fratello e, se lo desideri, prega con lui, prega per lui. Ci sono situazioni che pesano nel cuore di tutti noi e ti posso dire un altro segreto: c'è qualcosa che pesa nel cuore anche della persona accanto a te. Prega insieme ai tuoi fratelli, non sei da solo. Chiesa Battista Agape prega nell'unità. Lodiamo insieme il nostro Dio. Noi abbiamo il tempo adesso di consegnare le nostre vite e donare un po' di tutto quello che il Signore ci dà e essere fedeli anche con colui che è fedele con noi. Amen? Promesse. Più volte ancora tu lo dimostrerai, quel che dice tu farai, nonostante le mie difficoltà, per noi resterò ed imparerà questo cuore a confidare in te. Grande è la tua
grande è la tua fedeltà per me. Alleluia, tuo nome, Signore. Grazie, Padre, per la tua fedeltà. Grazie perché tu sei un Dio presente e un Dio potente, Signore, un Dio che provvede, che prende cura di noi. E noi consegniamo queste offerte, Signore, davanti al tuo altare, che tu possa, Signore, moltiplicare e queste possano essere usate, Signore, per l'avanzo del tuo regno qua, Signore, in questo posto, e che tutta l'Italia, tutta la terra possano conoscere che Gesù Cristo è il Salvatore, e la via, la verità e la vita, oh Padre. Grazie per tutto ciò che fai nelle nostre vite. Insegnaci, Signore, a pregare, insegnaci, Signore, ogni giorno ad avere una comunione con te, Signore, essere collegati, Signore, con te. E questo noi ti chiediamo e te lo diamo, e chiediamo anche una tua presenza durante la settimana, durante questo giorno. Benedice, Signore, la tua Chiesa, e in nome di Gesù, amen e amen. Potete sedervi. Un po' di avvisi qua, tutto bene con voi? C'era un gruppo a Porto, Portogallo, no? C'è ancora un gruppo lì, no? 12 ragazzi che abbiamo inviato lì, stare insieme a 5.000 giovani di tutto il mondo, veramente una profonda esperienza per i nostri ragazzi. Un gruppo già tornato, sicuramente torna un altro gruppo, penso domani, no? Pieno di gas spirituali, ossia una bella esperienza. Abbiamo sentito qualche predica là e siamo grati di quello che Dio sta facendo in questo mondo e anche con la nostra generazione qua in chiesa. Io e il pastore Sandro siamo arrivati anche ieri tardissimo, eravamo all'assemblea dell'Oceb a Pescara e abbiamo vissuto anche delle forti esperienze lì, o quanto la nostra chiesa è importante per un cambiamento d'Italia. Voi non potete immaginare quante chiese ci hanno chiesto una parola che comincia con Apo e finisce con Gio. Appoggio. Da Cuneo, Varese, Milano, Rapallo, Cagliari, quasi tutta l'Italia si sono rivolte a me e a pastore Sandro. Appoggiatevi, per favore. Cari, la opera è grande e la preghiera transforma. Siamo grati e io non lo so che cosa Dio vuole fare. Questo mercoledì pastore Sandro sta andando a Como, abbiamo quello bellissimo gruppo lì. Io e Assi siamo stati l'altro mercoledì lì, erano 10 persone con una fame della parola di Dio incredibile. Pastore Sandro va, sapete come non è qua dietro all'angolo, sono 7 ore di andata e ritorno con la macchina, ma sono delle cose preziose che Dio sta facendo. I Varese al fianco. E così pregate, in modo che noi possiamo aprire gli occhi spirituali per vedere quello che fa. Chiesa, camminiamo. È stata un'assemblea molto interessante e abbiamo visto quanto noi possiamo e siamo partecipi in un cambiamento storico. Ok? E pregate. Questa esperienza che i ragazzi hanno vissuto lì è stata stupenda e questo evento che si fa è una volta, non lo so in quanti anni, ogni continente, no? È stato in Europa, adesso non so dove si farà il prossimo anno. No, non ti hanno detto. E è prezioso vedere questi ragazzi lì. Ok? Un po' di avvisi? Agape Kids, ok? Ti piace lavorare con bambini? Questo venerdì alle ore 19, mi sembra, no? Avremo un incontro qua con tutti i monitori. Se tu vuoi partecipare del Ministero dei Bambini, per favore, questo venerdì alle ore 19 avremo un incontro qua per organizzare, preparare e lavorare con i nostri bambini. E genitori, portate i vostri figli, né? Come sempre diciamo, non sono i figli che decidono, sono i genitori che portano i figli in chiesa, ok? Così questo venerdì stiamo organizzando questo ministero. Avanti. Ok, Ministero Sociale, raccolta dei beni. Abbiamo quante famiglie di Villorba? 38 o 28, non mi ricordo. 38 famiglie che noi stiamo qua con la possibilità di entrare nelle loro case e appoggiare
in tutte le aree, ok? Così, per favore, Chiesa, pregate per questo ministero e portate qualcosa da mangiare, no? Sicuramente le nostre dispense sono piene da cibo, sicuramente, ma ci sono delle famiglie qua in necessità qua a Villorba. Così noi abbiamo questo convegno con il comune di Villorba e stiamo appoggiando, ok? Meet Camp sarà quando? 31 di dicembre, 3 febbraio, novembre, ok? E puoi immaginare un Meet Camp con 3 mesi, il pastore Sandro non resisterà, ok? E forse verranno i fratelli di Roma e anche di Casorate, no? Casorati che vogliono stare con noi in questi incontri. Così i nostri ragazzi qua conosceranno anche gli altri giovani qua d'Italia, ok? Ok, prossimo sabato un cambiamento dei nostri ragazzi, della nostra struttura, dei nostri giovani qua, e noi stiamo cambiando tanto il lavoro con i giovani. Prossimo sabato un nuovo formato, un nuovo modo, e speriamo, come sta Joshua con la sala nera? Finiamo entro sabato? Ok? E loro vogliono fare tutti gli incontri lì ogni sabato, ok? Così è per i giovani, adolescenti e pre-adolescenti, ok? E alle ore 18, cambiando l'orario, non sarà più alle 19, alle ore 18 che noi stiamo organizzando questo. Così questo sabato comincia questo Aga Move, ok? Finito? Ok, ci sono gli altri avvisi qua, solo un attimo. Non dimenticare questo giovedì la preghiera presenziale qua a Treviso, okay? Non dimenticare di questo. Ragazzi, giovani, venite, pregate, abbiamo sentito la preghiera, l'importanza, e è con voi. Monitor già abbiamo parlato, giovane adolescente, ok, parlato. Ok, preghiamo. Non sono le altre avvisi? Preghiamo. Nostro Padre, grazie per questo momento. Grazie che possiamo pregare e avere questa intimità con te. Grazie alla tua Chiesa. Benedici. Porta, oh Padre, il tuo popolo, la tua gente a essere sale e luce in questo mondo. Che la tua Chiesa sia rilevante ovunque sia. Grazie, oh Padre, perché c'è una storia che è la tua storia. C'è un sogno che è il tuo sogno. C'è un progetto che è il tuo progetto. E grazie, oh Padre, che quando è tuo, nulla può impedire. E che possiamo continuare a camminare saldi, fortificati spiritualmente in te, a acquistare quello che i nostri occhi ancora non hanno visto, a vivere, oh Padre, le esperienze che i nostri orecchi non hanno vissuto, a camminare in una sola unità, un solo corpo. Preghiamo per la tua Chiesa, Padre. Unisci un solo modo di essere, una identità in Cristo come veramente è. Fortifica, Padre, e che questa Chiesa sia pronta e preparata a vivere la tua grandezza. Grazie per questo momento, Padre, e benedici il tuo popolo, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Tu che sei con noi oggi la prima volta che Dio ti benedica, che tu possa vivere questa grandezza di questo grande amore di Dio e che tu possa vivere sempre questa esperienza di camminare con questo nostro Padre che è perfetto, è il nostro Dio. Ok, ciao, buona domenica a tutti.